Buongiorno a tutti ragazzi, ancora brutte notizie purtroppo. Stanotte più o meno alle ore, no più o meno, alle ore 23:56 un violento terremoto ha fatto tremare milioni di persone. La scossa è avvenuta in Messico. Purtroppo la scossa è stata di magnitudo 5,6 sulla scala Richter e ha fatto tremare la terra per centinaia di chilometri. Tale scossa è stata avvertita fortemente in moltissime città del paese e ha creato davvero paura nelle, parti più vicine all'epicentro. Tutta la gente giustamente si è riversata in strada dalla paura. Il sisma più o meno voi dovete calcolare che erano 2 ore in meno di noi, quindi erano le 22:39 qua in Italia, anzi quindi un'ora, più o meno, diciamo sì, un'ora e qualche cosa in meno in effetti, sì, 22, 23, sì. No, è avvenuto 22:39, sì, sì. Ed è stato sentito in diverse zone dell'America centrale, quindi Messico, centro meridionale, Belize, Guatemala, Salvador, Honduras. Tutte queste zone sono state nettamente sentite, diciamo, dal terremoto che ha colpito il Messico, quindi tanti stati in effetti sono stati sentiti fortissimi, quindi milioni di persone hanno avuto questa paura stanotte. Come tutti ben sappiamo ragazzi, la zona del Messico è quella più sismica, altamente sismica, quindi non sono rari sismi superiori anche al settimo, quindi figuriamoci uno di 5,6. Inoltre appartiene al famoso anello di fuoco e quindi è tra le faglie più pericolose del pianeta. Fino adesso ragazzi non so esattamente se ci sono danni, se ci sono feriti, questo non lo so perché riportano solo la notizia ragazzi, quindi vi direi una bugia, non sono tale quindi vi dico non lo so. So solo del terremoto che adesso sta incominciando le prime notizie ad uscire fuori. Ho controllato anche la stessa storia, milioni di persone di paura e questa è la storia che dicono. Però non dicono se ci sono case rotte, queste cose così, non lo dicono nessuno. Quindi se mai dopo faccio un aggiornamento, se saprò qualche cosa. Inoltre dicono che un'altra scossa di magnitudo 4,8 è stata registrata nella parte nord-occidentale dell'Australia e anche questa è risultata avvertita molto dalla popolazione. Quindi potete controllare l'INGV come di consueto oppure quello statunitense come diciamo per le scosse in tempo reale. Ciao avvocatella, quindi diciamo in effetti due scosse di terremoto, uno in Messico e uno in Australia. La prima è stata sentita a centinaia di chilometri, ma anche la seconda, quella in Australia, che adesso è uscita proprio in questo momento l'aggiornamento, è stata sentita molto dalla popolazione locale. Quindi ragazzi, se saprò di più io vi dirò qualche cosa. La, purtroppo ti dicono, ecco dove sta l'MSC, in effetti ha fatto questa riportazione del terremoto che è quella là del Messico. Quindi ragazzi, come sempre, se ci sarà qualche aggiornamento io lo faccio, ma non posso dire quello che è successo perché direi una bugia. Quindi in caso di aggiornamenti o altre cose che sono successe lì, faccio un aggiornamento di questo video. Per ora è solo il fatto che c'è stato un grande terremoto e che ci sono milioni di persone che si sono messe paura, chi è sceso in strada, chi è scappato, comunque un casino come sempre. Ciao a tutti e ci sentiamo più tardi semmai.